Come siete amici? Io dico numero 3, Davide. Numero 5, Giulia. Numero 6, il nostro capitano, Marco. Numero 7, Stefano. Numero 9, Osti. Il numero 10, Andrea. Il numero 21, Jeremy. Il numero 22, Valerio. Il numero 25, Lorenzo. Il numero 30, Bruno. Numero 42, Isaac. Numero 50, Vince. Signori, il nostro caporedattore, Walter De Raffaele. Gli assistenti sono Gianluca Tucci, Massimo Galli, Alberto Miglio. Il preparatore fisico è Enzo Colombini. Salutiamo anche Gaspar Bimba e Luca Possanari. Signori, Lumana Reie! Ed ora tutti in piedi per l'inno di Mameli. Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati Pallasport Aliercio da Alberto Minazzi per la terza giornata del campionato di Serie A di basket. Umana Reyer Venezia contro Carpegna Prosciutto Pesaro. Sulla carta un testacoda perché l'Umana Reyer ha vinto le prime due partite, quelle giocate qui al Taliercio con Brindisi e quella di domenica scorsa a Cremona, mentre Pesaro ha perso l'esordio in campionato in casa contro Sassari 85-95 e poi ha perso anche a Cantù 81-72, ma non va sottovalutata assolutamente questa Carpegna Prosciutto, sia perché nelle due partite disputate in campionato ha sì perso ma comunque giocato degli ottimi match, sia perché nella pre-season è stata vicina al passaggio del turno in Supercoppa, sia perché comunque è una squadra che è decisamente diversa rispetto a quella delle precedenti stagioni, una squadra che ha investito molto per avere un roster più competitivo rispetto a quello che comunque è riuscito sempre nell'impresa di salvarsi e non a caso l'ha affidata ad un mago della panchina, un espertissimo come Yasmin Repesa, con innesti di qualità a partire da Tyler Kane. Ci aspetta un gran duello sotto le planche con Mitchell Watt e l'ex di turno Ariel Figlioi. L'Umana Reyer invece è reduce dalla prima sconfitta in Europa, in quel di Belgrado, dopo essere stata comunque alla pari dei quotati avversari per ben oltre due quarti, poi qualche problema di falli sotto canestro e un calo nel finale, ma appunto in campionato la squadra è in testa con due vittorie in due partite, così
come Milano, così come Trieste. Milano e Trieste, lo ricordiamo, si affrontano nella sfida diretta in questa giornata, così come la sorpresa Varese e così come la Virtus Bologna, che però ieri, a testimonianza di come sia delicato e difficile questo campionato, nell'anticipo ha perso in casa contro Cremona, la squadra che era stata battuta a domicilio proprio dagli Orogranata domenica scorsa. Insomma, le squadre sono ancora sulla strada di raggiungere la miglior condizione. Del resto il lungo stop per il coronavirus è ancora dietro l'angolo, lo si vede ancora sugli spalti. Al momento sono ancora 700 gli spettatori ammessi al Taliercio, ma si aspetta con ansia il nuovo DPCM da parte del governo, che potrebbe riscrivere le norme per l'accesso agli impianti sportivi degli spettatori. Intanto 700 persone a cercare di sostenere l'Umana Reyer in questa partita, che gli Orogranata cominciano con il quintetto classico: De Nicolao, Tonut e poi Ceppel, Mazzola e Mitchell Watt. Risponde la Carpegna Prosciutto Pesaro con Tambone, Drell, Robinson, Filipovic e Kane. Allenatore, appunto, abbiamo detto, Yasmin Repeša da una parte, Walter De Raffaele dall'altra. La terna arbitrale invece è formata da Tolga Sain, Fabrizio Paglialunga e Andrea Valzani. Umana Reyer che è la miglior difesa del campionato, l'abbiamo visto adesso nelle statistiche, potrebbe essere questa una delle armi, ma l'importante soprattutto è quello di provare a mantenere alta l'intensità. Quando l'Umana Reyer gioca da Umana Reyer non ce n'è per nessuno, l'ho dimostrato nelle prime uscite di campionato, anche qui al Taliercio contro l'Unix Kazan, un'altra delle grandi favorite della Eurocup. Ma se la squadra abbassa il tenore difensivo, si abbassa l'intensità sul parquet, può essere vulnerabile da parte anche degli avversari. Insomma, vedremo come approccerà al match l'Umana Reyer. Intanto vince la palla 2 Mitchell Watt e Mazzola consegna ad Andrea De Nicolao in cabina di regia per il primo attacco degli Orogranata. L'uscita di Tonut va dall'altra parte, però cercando Watt. Il passaggio di prima per Ceppel, rimane in possesso di palla l'Umana Reyer, ma siamo agli ultimi 10 secondi dell'azione. Ancora scarico sul lato debole, la tripla aperta di Jeremy Ceppel non va, la lotta a rimbalzo. Il primo duello tra Watt e Kane lo vince Mitchell Watt e c'è l'extra possesso per l'Umana Reyer con Stefano Tonut che accelera, scarica in angolo per Mazzola, la tripla di Valerio Mazzola, ancora un tiro sul secondo ferro, il rimbalzo di Robinson, la transizione veloce con Tambone a scambiare con Robinson, ancora Robinson sul perimetro a Tambone, si va da Kane, i due hanno giocato insieme a Varese e il secondo duello, in questo caso sotto canestro dall'altra parte, lo vince invece Tyler Kane, perché arriva il primo fallo di Mitchell Watt che concederà una rimessa con 14 secondi, erano 12 rimasti sul cronometro dell'azione per la Carpegna Prosciutto, rimessa dal fondo affidata ancora a Robinson. Si fa vedere Tambone, poi invece riceve Filipovic che scambia con Robinson. Tambone prova a battere Tonut, si arresta e scarica per Robinson. Filipovic, ultimi 5 secondi, gli ruba palla Mazzola e il contropiede con Tonut servito da De Nicolao. Si fa vedere Mazzola, riceve ancora il duello con Filipovic, poi Tonut per Watt, il consegnato per De Nicolao, aggressiva la difesa della Carpegna che riesce a sporcare la linea di passaggio con Robinson, rimessa laterale in attacco per l'Umana Reyer, ma con soli 9 secondi sul cronometro dell'azione quando ne mancano 8,51 al termine del primo quarto. Ancora non si è sbloccato il punteggio al Palasport Taliercio in questa terza giornata di campionato di Serie A. Si incarica Stefano Tonut della rimessa, il pallone sul perimetro con De Nicolao per Tonut, ci prova ancora da 3 punti Stefano Tonut che sblocca la partita con la tripla del 3-0 per l'Umana Reyer, arriva dopo quasi un minuto e mezzo di gioco. Sull'altro fronte del campo c'è Tambone che tiene aperto il palleggio marcato da Tonut, esce Robinson, il blocco ancora di Kane, buona difesa dell'Umana Reyer che costringe a rimanere sul perimetro la Carpegna Prosciutto. Tambone, Kane, ancora il pallone per l'accelerazione di Drell che appoggia al tabellone, bella azione per i primi 2 punti della Carpegna Prosciutto che si porta a -1 con Drell. Ora però in difesa la formazione marchigiana con il nuovo attacco dell'Umana Reyer nelle mani di Andrea De Nicolao, gioca 2 ancora con Mitchell Watt, cambio di lato, Mazzola, Ceppel, Tonut che penetra, scarica, il gancio morbido di Watt, l'errore della palla recuperata ancora sotto le plance da Mazzola, poi il blocco di Watt per De Nicolao, lo scarico per Tonut, ci prova Mazzola dalla punta a piedi per terra, ancora un errore da 3 punti, sta prendendo molti tiri da 3 l'Umana Reyer, per ora ne ha segnato uno
uno solo e ad un punto di vantaggio, ma la palla nelle mani di Pesaro che può attaccare con Tyler Kane. Attenzione, secondo fallo di Mitchell Watt, primo segnale preoccupante per l'Umana Reyer, costretta probabilmente al cambio che intanto arriva però per la Carpegna con l'uscita del numero 35 Filipovic, entra il capitano Zanotti, rimane invece in campo Mitchell Watt, che ha concesso questi 2 tiri liberi a Tyler Kane per portare in vantaggio per la prima volta nella partita la Carpegna Prosciutto. E segna il primo, dunque parità, quota 3 Umana Reyer, 3 Carpegna Prosciutto, come propone la grafica in sovraimpressione. Secondo libero per Tyler Kane, che sbaglia, però si rimane dunque in parità. L'ultimo tocco è da parte di un giocatore dell'Umana Reyer, si lamentano gli Orogranata, si lamenta il pubblico, però viene concessa la rimessa e dunque l'extra possesso alla formazione ospite, con Robinson pronto a rimettere il pallone con 14 secondi ancora a disposizione dopo aver raggiunto la parità per Pesaro. Tambone, il pallone ancora nelle mani di Robinson, che gioca a 2 con Kane, lo scarico per Drell, stessa accelerazione dell'azione precedente e fallo questa volta di Jeremy Chappell. Sta spendendo molti falli in questo avvio di partita l'Umana Reyer, sono già 3 della formazione Orogranata. Rivediamo ancora Chappell che cerca la stoppata, colpisce chiaramente solo il braccio di Drell, che andrà dunque in lunetta per proseguire il break della Carpegna Prosciutto dopo il 3-0 iniziale con la tripla di Stefano Tonuta. Adesso è 3 pari e ci sono 2 tiri liberi per il giocatore estone di Pesaro, un libero che va a segno in maniera assolutamente proditoria, ma comunque efficace per il 4-3. Carpegna Prosciutto in vantaggio e sbaglia ancora il secondo la formazione pesarese e dunque il punteggio dice 4-3, ma il pallone adesso è nelle mani dell'Umana Reyer con Stefano Tonut che prova ad accelerare, lo scarico per Chappell, ancora una tripla, piedi per terra ed ancora un canestro per l'Umana Reyer, la tripla di Chappell per il 6-4 degli Orogranata, che continuano a tirare tantissimo dall'arco. Per fortuna 2 triple sono arrivate con Tonut e con Chappell e questo vuol dire vantaggio su Pesaro, che comunque continua a giocare molto di squadra, anche se qui lo scarico di Robinson è da dimenticare, la palla si spegne in parterre e dunque la rimessa sarà per l'Umana Reyer. Solo un tiro da 2 punti fino a questo momento per gli Orogranata, che hanno però un 2 su 5 nel tiro pesante. E adesso attaccano con De Nicolao sul +2, perso Watt sotto, schiacciata e fallo, vediamo se di Zanotti o di Kane, canestro convalidato, il fallo è di Zanotti, ci sarà il tiro libero supplementare, rivediamo il replay, ancora la buona giocata di De Nicolao con Mitchell Watt che riceve, schiaccia e subisce il fallo che lo manderà in lunetta per il tiro libero supplementare sull'8-4 Umana Reyer. È il primo fallo di squadra di Pesaro, il primo fallo di Zanotti che dà questo tiro libero supplementare a Mitchell Watt. Sbaglia però Watt, la lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è da parte di Drell e Zanotti e dunque la rimessa sarà per l'Umana Reyer, così come era avvenuto dall'altra parte del campo. Il tiro libero sbagliato, il secondo libero sbagliato con la lotta a rimbalzo premia la squadra offensiva con De Nicolao che serve per Mazzola, non si prende il tiro di prima intenzione, permette a Zanotti di recuperare, arriva l'errore e arriva la transizione di Pesaro con Tambone che spara subito la tripla, è una mattonata, il pallone nelle mani di Jeremy Chappell che dà ad Andrea De Nicolao, di fronte c'è Robinson, poi Watt per Mazzola, si torna, intanto c'è Austin Day sul cubo del cambio da Chappell, la palla intercettata da Drell e il contropiede questa volta per Pesaro con il sottomano, ma c'è la stoppata di Mitchell Watt a cancellare Tambone nuovamente dall'altro lato del campo, preferisce ragionare l'Umana Reyer, gran stoppata in recupero di Watt sul contropiede di Tambone, qui è De Nicolao che prova ad appoggiare al tabellone, non arriva il canestro e dunque Pesaro ha un'altra opportunità offensiva, Robinson trova un'autostrada davanti a sé e mette in sottomano il -2 per la Carpegna Prosciutto, 8-6 il punteggio, si alza anche Isaac Fotu dalla panchina e va sul cubo del cambio per entrare sul parquet. Mazzola consegnato per Chappell che rompe il raddoppio, alza la parabola, il canestro è convalidato per l'intercezione irregolare da parte di Zanotti, il canestro di Chappell fa 10-6, cambio di lunghi per l'Umana Reyer,
Day e Fotu prendono il posto di Mazzola e Mitchell Watt. Primi due falli, primi due cambi per l'Umana Reyer, quando il primo cambio invece è già stato effettuato da Pesaro, che ha inserito Zanotti per Filipovic, e adesso è in attacco ma sul -4 la formazione di Yasmin Repesa, mentre ci avviciniamo alla metà del primo quarto. Perso sull'arco Robinson che sbaglia da 3 punti, la lotta a rimbalzo premia Stefano Tonut, il contropiede con Austin Day che però sbaglia, un appoggio abbastanza facile, cerca il tap-in Fotu, non c'è il canestro, c'è la controtransizione di Pesaro, difesa ovviamente schierata, Tambone, piedi per terra, errore, lotta a rimbalzo, Kane ha la meglio su Chappell, è logico che il centro abbia meglio sull'ala guardia e dunque Kane che può realizzare il 10-8 salendo a 3 punti personale, pronto a entrare anche il capitano Michael Bramos per l'Umana Reyer che ha 2 punti di vantaggio e porta a casa un altro fallo, questa volta di Tambone sull'accelerazione classica di Stefano Tonut che va a cercare la linea di fondo e porta a casa appunto il primo fallo di Tambone, secondo di squadra. Cambio per l'Umana Reyer, entra Bramos al posto di Chappell, mentre per Pesaro c'è l'esordio nella partita di Massenà con la maglia numero 4, giocatore di Haiti, appunto con la tipica capigliatura rasta. O meglio quasi rasta possiamo dire, perché i capelli sono un po' più corti. L'attacco intanto, torniamo a parlare di basket, che forse è meglio, di Austin Day, marcato da Zanotti. Fotu con Kane che commette il fallo, se ne accusa un fallo reiterato ai danni di Isaac Fotu. Vediamo però, è arrivato probabilmente sull'azione di tiro. No, viene data soltanto la rimessa e dunque il primo fallo di Kane, terzo di squadra, dà soltanto la rimessa al fondo all'Umana Reyer con 14 secondi sul cronometro dell'azione, 4:41 al termine del primo quarto. Andrea De Nicolao trova le mani di Tonut che attacca ancora al ferro e segna in sottomano Stefano Tonut. Garretti possenti per Stefano Tonut che fa 12-8, 4:30 da giocare nel corso del primo quarto. Robinson, lo scambio con Zanotti, ancora Robinson che ha di fronte De Nicolao. Kane trova le mani di Massenà, ancora Robinson con la finta, poi perde il pallone, lo recupera Fotu ed è Bramos ad andare alla transizione per l'Umana Reyer, ma già schierata a difesa della Carpegna. Day si sente caldo e quando Day si sente caldo arrivano i 3 punti. Ex di turno Austin Day, protagonista nell'ultima vittoria della storia di Pesaro qui al Tagliaccio, partita quella volta terminata al supplementare. Adesso veste la maglia dell'Umana Reyer, quella con la coccarda della Coppa Italia che l'Umana Reyer ha vinto proprio a Pesaro. Attenzione, qui la zona viene elusa perfettamente da Pesaro con la schiacciata di Kane per il 15-10 a favore ovviamente dell'Umana Reyer, che è ancora in possesso palla con appunto Julian Stone pronto sul cubo del cambio, sportellate lontano dal pallone mentre riceve Bramos. Fotu nuovamente per Tonut con Michael Bramos che ci prova da quella mattonella da dove aveva segnato Day, non arriva il canestro di Bramos e dunque nuovamente palla per portarsi ad un solo possesso di ritardo per la Carpegna, ma ancora Robinson che litiga con il pallone sulla virata. Bramos finge lo scarico per sottomano, l'errore, non riesce a recuperare ancora il pallone. Fotu l'ha dato Kane a Robinson, il fallo di De Nicolao è quasi terminale, arriva il fischio arbitrale, il primo fallo di De Nicolao, è il fallo del bonus per l'Umana Reyer. In campo c'è Julian Stone adesso per l'Umana Reyer, dall'altra parte invece entrano il numero 5 e il numero 35, cioè Figlioi che fa il debutto nella partita e Filipovic. Dunque esordio nella partita per Arier Figlioi e ritorno in campo invece per Filipovic per Pesaro. Attenzione, un altro cambio con Tambone che si rialza dalla panchina e prende il posto di Robinson. 20 secondi per l'azione di tiro di Pesaro che rimane in attacco. Massenà con il blocco di Zanotti, poi Filipovic consegna per Tambone, ancora tentativo di assist, la palla intercettata con il ginocchio, riciclato a 14 cronometro dell'azione che era arrivato a 10 secondi sull'attacco precedente al tocco di gamba della difesa, ovviamente involontario dell'Umana Reyer. Meno di 3 minuti da giocare nel corso del primo quarto, più 5 per gli Orogranata. Zanotti si prende la tripla in faccia a Fotu, l'errore, la lotta a rimbalzo, ancora Bramos a strappare il pallone a dare a Stone, poi c'è Austin Day aggredito da Ariel Figlioi, i due si conoscono bene, ex di turno entrambi, anche se hanno giocato assieme in maglia. Umana Reyer sbaglia Day, la palla nelle mani di Figlioi, lo scarico per Massenà,
Massenà, c'è Zanotti in angolo, non viene servito, Massenà attacca il ferro e trova buoni 2 punti, aveva di fronte Austin Day che sicuramente non è piccolo, i primi 2 punti nella partita di Massenà per il 12-15, meno 3 per Pesaro, pronto a entrare anche Davide Casarin. Il fallo adesso di Massenà è il fallo del bonus per Pesaro, è il primo personale per il giocatore maglia numero 4. Adesso il cambio che avevo annunciato in precedenza, Davide Casarin al posto di Stefano Tonut, già 10 giocatori ruotati dall'Umana Reyer, dall'altra parte invece non sono ancora entrati Calvini, Basso, Serpilli e Delfino. La rimessa da Stone, il pallone è già arrivato a Michael Bramos con l'uscita di Fotu che riceve, va a duellare con Zanotti, bel movimento di Isaac Fotu e il gancio di Isaac Fotu fa nuovamente più 5 per l'Umana Reyer con Massenà, mentre entriamo negli ultimi 2 minuti, è bello scarico e poi Zanotti che trova un muro davanti ma recupera il rimbalzo dopo l'errore, perde il pallone nel tentativo di gancio recuperato da Day, poi Bramos che finge la tripla, ancora una circolazione veloce per l'Umana Reyer ed è costretto al time out coach Repesa perché sulla circolazione veloce dell'Umana Reyer è arrivato canestro di Fotu, il secondo consecutivo ed è massimo vantaggio per l'Umana Reyer 19-12. Più 7, aveva avuto più volte più 5 nella partita la formazione di coach Walter De Raffaele, adesso appunto il più 7 arrivato grazie a questi 2 canestri consecutivi di Fotu che sale a quota 4 ed insegue Cepel e Tonut, migliori realizzatori con 5 punti ciascuno. Poi abbiamo 3 di Austin Day e 2 di Mitchell Watt per un fatturato dell'Umana Reyer che dice 5 su 12 da 2, 3 su 7 da 3. Ancora non è andata in lunetta la squadra di coach Walter De Raffaele. Dall'altra parte invece abbiamo i 5 punti di Tyler Kane che però al momento è in panchina, i 3 di Henry Drell e i 2 di Massenà, oltre ai 2 di Robinson con il 71% da 2 ma lo 0%, 0 su 4 da 3 punti, 50% anche dalla lunetta per la Carpegna Prosciutto Pesaro. C'è in campo quello che, se vogliamo definirlo così, è il secondo quintetto dell'Umana Reyer, cioè 5 giocatori usciti dalla panchina, ma questa è una squadra lunghissima. Ricordiamo che ha referto nelle rotazioni degli stranieri, ancora una volta il sacrificato è Gasper Widmar, che ovviamente viene dosato, potendo giocare con 7 stranieri in Europa. Il suo impiego nella Eurocup è costante, in campionato invece gli viene concesso ove possibile qualche turno di riposo proprio per contenere quelli che sono un po' di problemi fisici che, vista l'età e la stazza, cominciano ad affiorare. È un giocatore che però ha dimostrato, nonostante la necessità di gestione, mentre Alier Figlioi inventa un canestro dei suoi, chiudendo il discorso su Widmar, è un giocatore che può ancora assolutamente fare la differenza anche ad altissimi livelli. Figlioi ha fatto meno 3 dopo il time out di Pesaro, che spende adesso il secondo fallo di Tambone, il bonus è già speso, dunque Casarin potrà andare in lunetta, il primo giocatore di Pesaro a raggiungere le 2 infrazioni. Ricordiamo che per l'Umana Reyer ci sono già 2 falli invece per Mitchell Watt, che ha sofferto in avvio di partita Tyler Kane, tornato adesso sul parquet dopo il time out di Pesaro e dunque preferisce averlo in campo coach Repesa, non dosare le sue energie. Casarin segna con il primo punto della sua partita, fa nuovamente 2 possessi pieni di vantaggio, più 6 Umana Reyer che può arrivare a 3 possessi e fa 2 su 2 Davide Casarin con il 21-14. E era ovviamente 19-14 prima, non 17-14. Chiedo a Venia, mi sono perso un canestro di Pesaro che ha rimesso in campo dopo il libero segnato da Casarin. Di nuovo Robinson, dunque doppio playmaker per Pesaro. Massenà, il pallone per Filippovic, poi Figlioi, 8 secondi per l'azione di tiro, la palla va sotto ma non viene ricevuta da Kane, c'è il recupero di Bramos, poi il contropiede di Stone per Casarin, l'assist per Fotu, ancora una giocata di squadra con l'invenzione finale
di Casarin per Isaac Fotu che fa 23-14, nuovo massimo vantaggio per l'Umana Reyer quando siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto. Massena allo scarico, il pallone gli ritorna tra le mani e c'è il fallo di Austin Day. Mancavano 8 secondi per l'azione di tiro, dimostrano un'ottima capacità di accelerazione i giocatori di Pesaro sul primo passo e portano a casa in questo caso il fallo di Day che manda in lunetta, bonus peso anche per l'Umana Reyer, in dubbia la qualità della decisione arbitrale in questo caso. 2 tiri liberi per Massena, ma adesso sono 3 possessi pieni di ritardo per la Carpegna Prosciutto Pesaro. Massena segna il primo, va a -8 la squadra ospite, inquadrato ora Austin Day, autore del primo fallo, così come De Nicolao Cepel, mentre ripeto sono 2 quelli di Mitchell Watt. 2 su 2 per Massena e 23-16, rimangono 3 possessi di vantaggio per l'Umana Reyer, ma il possesso è nelle mani di Casarin che va via, viene stoppato però da Kane, poteva cercare lo scarico in questo caso, ha cercato la conclusione, si è trovato il muro davanti, attenzione dall'altra parte la tripla morbidissima di Filipovic per ricucire, dunque il punteggio dice 23-19, mini break di 5-0 per Pesaro, ma l'ultimo possesso del primo quarto sarà per l'Umana Reyer. Non a caso Stone gestisce con il cronometro, poi Day per Casarin, si arresta, serve Austin Day che è marcato da Robinson, Casarin fa saltare l'avversario, si prende la tripla ma arriva l'errore e dunque il punteggio dopo i primi 10 minuti di gioco dice Umana Reyer 23, Carpegna Prosciutto Pesaro 19. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Ha avuto il massimo vantaggio sul +9 l'Umana Reyer, adesso c'è un mini parziale aperto per Pesaro, così si va all'intervallo lungo sul 23-19 con queste statistiche. Per l'Umana Reyer 6 su 13 da 2, 3 su 8 da 3 punti con 6 di Isaac Fotu, ora miglior realizzatore, 5 di Cepel e Tonut, 3 di Day e poi ne abbiamo 2 di Casarin e 2 di Mitchell Watt. Pesaro 75% da 2 con 6 su 8, 1 su 5 da 3, la tripla di Filipovic è stata la prima su 5 tentativi, quindi 20%, poi abbiamo 67% dalla lunetta. Andiamo a vedere anche i rimbalzi, 12 per Pesaro, mentre l'Umana Reyer ne ha presi, vediamo subito, 10, dunque c'è un leggero predominio a rimbalzo per Pesaro, mentre la valutazione dice 30 per l'Umana Reyer, 22 per la Carpegna Prosciutto.
a parlare con Casarin, Tucci e anche Michael Bramos probabilmente stanno riparlando di quella stoppata di Tyler Kane, ma ha avuto sicuramente un ottimo approccio sulla gara il ragazzo classe 2003 dell'Umana Reyer, maglia numero 3, lo scambio del 5 adesso con Stone già in campo. L'Umana Reyer a 30 secondi dalla ripresa delle ostilità, entra in campo anche Pesaro, vediamo il quintetto oro granata è lo stesso con cui si era andati al primo intervallo, così come si ripete il quintetto di Pesaro con il doppio playmaker Robinson e Figlioi a guidare le operazioni in cabina di regia per la Carpegna Prosciutto. Anche le statistiche adesso le abbiamo in sovraimpressione, ma c'è poco da aggiungere se non il conto delle palle perse, una sola per l'Umana Reyer, ben 5 per la Carpegna Prosciutto. Queste cose, questi piccoli particolari danno i 4 di vantaggio all'Umana Reyer, che però comincia in fase difensiva, perché Ariel Figlioi in maglia Carpegna Prosciutto a costruire il gioco, marcato da Julian Stone, il pallone nelle mani di Robinson che gioca a 2 con Filipovic, poi c'è Ariel Figlioi, il duello tra Fotu e Kane, linea di fondo, assist per Massenà, buona difesa dell'Umana Reyer, deve prendersi il tiro allo scadere di 24, lo sbaglia Robinson che però è bravo a portare via il pallone dalle mani di Julian Stone. Extra possesso per la Carpegna Prosciutto nelle mani di Ariel Figlioi che accelera, si trova davanti Fotu, l'errore Kane ma non riesce a recuperare il pallone che è nelle mani di Austin Day. Stone per Bramos, si sente caldo ma sbaglia la tripla, rimbalzo nelle mani di Figlioi, contro transizione di Pesaro con Massenà, viene lasciato da Julian Stone che evita di spendere un fallo, arriva a 7-0 il parziale dal massimo vantaggio Umana Reyer al -2 Pesaro, 23-21. Deve ritrovarsi in attacco la squadra oro granata, c'è il fallo di Massenà credo e dovrebbe essere il secondo anche per il numero 4 della Carpegna Prosciutto, e così è, secondo fallo del numero 4 Massenà e rimessa in attacco con 14 secondi per l'Umana Reyer quando è trascorso 1 minuto e 4 secondi nel corso del quarto. Pronto a rientrare Drell, maglia numero 3 al posto della maglia numero 4 Massenà. Ripeto, Tambone e Massenà con 2 falli da una parte, Mitchell Watt dall'altra, con la rimessa in attacco di Julian Stone per l'Umana Reyer, servito Casarin che appoggia il tabellone, si è fatto vedere in maniera ottimale Davide Casarin ed è arrivato il canestro che sblocca l'Umana Reyer dopo circa 2 minuti di astinenza dall'ultimo canestro che era stato quello di Isaac Fotu per il massimo margine. Adesso in attacco Pesaro, attenzione, finge la tripla, poi la trova con lo step back Drell, l'errore, maglie oro granata a rimbalzo, transizione di Bramos, la difesa già schierata, si alza intanto Mitchell Watt pronto a rientrare in campo, Fotu per Casarin, Day chiede palla e cerca uno scarico improbabile intercettato da Filipovic e dunque palla persa per l'Umana Reyer con Robinson che va via a Casarin, danza letteralmente, poi Filipovic dall'arco, l'errore dell'ungherese, il rimbalzo è di Robinson con canestro e fallo da parte di Davide Casarin. Ecco, questa è un'ingenuità che è dovuta soprattutto alla sua giovane età, 25-23, e il primo fallo di Casarin spinge anche coach Walter De Raffaele a chiamare time out. Sarà il tiro libero supplementare per Robinson alla ripresa del gioco, probabilmente l'ingresso in campo già annunciato di Mitchell Watt, ma Pesaro è lì, è a soli 2 punti di svantaggio rispetto all'Umana Reyer dopo aver toccato appunto il -9, a testimonianza di quello che dicevo in fase di presentazione della partita. Pesaro è una squadra assolutamente da non sottovalutare, non bisogna guardare lo 0 in classifica. Adesso Massenà è il miglior realizzatore di Pesaro a 6 punti, così come Isaac Fotu per l'Umana Reyer. Adesso la percentuale è la stessa nei tiri liberi, 67%, leggermente meglio da 3 l'Umana Reyer, 3 su 9, 33% contro l'1 su 7, 14% per Pesaro, leggermente meglio da 2 Pesaro, 8 su 12, 67% contro il 50% da 2 dell'Umana Reyer, che però ha preso meno rimbalzi, chiedo venia, adesso
12-15, con anche più rimbalzi offensivi, 5 contro 4 per la Carpegna Prosciutto. Allora il conto è proprio dovuto alle palle perse, 5 contro 2, e mentre gli assist sono 8-4 per l'Umana Reyer. Tiro libero supplementare di Robinson. Vi ho riassunto in qualche istante quella che è stata la partita fino a questo momento, almeno attraverso le statistiche. È rientrato in campo come previsto Mitchell Watt al posto di Fotu, e Robinson completa il gioco da 3 punti per il 25-24, con Pesaro ad un solo punto di ritardo. Rimane sul parquet Casarin nonostante appunto il fallo speso in precedenza, e il fallo adesso invece è di Drell a marcare Stone, giocatore difficile da marcare Julian Stone perché pluridimensionale. Il primo fallo di Drell, è il secondo di Pesaro in questo quarto in cui si gioca da 2 minuti. La rimessa dal fondo, a servire Casarin che mette palla per terra, serve per Austin Day, si fa vedere Watt ma non riceve perché Day preferisce andare in prima persona. Poi il lato debole, ancora uno scarico sbagliato da Austin Day, che penetrando in area cerca sempre l'angolo, ma prima ha sbagliato per Bramos, adesso ha sbagliato per Stone. In ogni caso è rientrato anche Tonut nel time out al posto proprio di Bramos. Pesaro ha la palla per il nuovo sorpasso, e arriva un'altra palla persa però sullo scarico di Robinson per Kane, mentre Stefano Tonut inventa la schiacciata in contropiede, e dunque 27-24. C'è anche Bruno Cerella sul cubo del cambio oltre ad Andrea De Nicolao per l'Umana Reyer. 7-19 più 3 per gli Oro Granata, ma è Figlioi a gestire l'attacco per Pesaro. Il sottomano di Ariel Figlioi, entrata a rallenti dell'italo argentino, e canestro che tiene a contatto la Carpegna Prosciutto. 27-26, 7-0-3 al termine del quarto. Julian Stone si arresta, scarica, Tonut non si prende la tripla, preferisce un tiro da 2 dalla media, palla che danza all'interno del cesto, poi esce il rimbalzo di Filipovic, e Figlioi che si prende la tripla per il sorpasso, la sbaglia però. Il rimbalzo è di Julian Stone a guidare la controtransizione per l'Umana Reyer. Tonut rolla, e attenzione il fallo di Kane non fischiato, ancora mani addosso di Filipovic. Tonut linea di fondo, Stone si prende la tripla, la sbaglia, rimbalzo lungo nelle mani di Tyler Kane, e poi è Robinson per l'attacco di Pesaro. Ancora un'opportunità per la Carpegna di passare in vantaggio, e c'è il vantaggio di Pesaro. Il canestro è di Filipovic per il 27-28, meno 1 Umana Reyer, che in questo quarto ha segnato appena 4 punti in quasi 4 minuti. Anche Mazzola pronto a rientrare, mentre Watt va a subire il fallo di Tyler Kane, e adesso 2-2 il conto di falli dei due lunghi principi delle due squadre, perché per Kane appunto è la seconda infrazione, il terzo fallo di squadra, e adesso la lunga sequela di cambi. De Nicolao, Mazzola e Cerella in campo, come detto in precedenza. Fuori Day, fuori, attenzione, mi sembra che sia uscito, no, c'è Mitchell Watt che infatti riceve la rimessa. Dopo vi farò il conto di chi è uscito, chiedo venia. Seguiamo l'attacco che è più importante, decisamente è uscito sicuramente Julian Stone, mentre Mitchell Watt, il gancio morbido, e la palla si spegne sul fondo della retina per il nuovo controsorpasso Umana Reyer. E dunque 29-28 mentre ci avviciniamo alla metà del quarto. Drell batte Tonut, va su, appoggia il tabellone, l'errore, Tonut si rifà prendendo il rimbalzo offensivo e guidando adesso l'attacco dell'Umana Reyer con il blocco di Mitchell Watt. Si arresta e si prende la tripla Stefano Tonut, errore e rimbalzo di Filipovic, poi Figlioi mette palla a terra, viene marcato dall'altro italo argentino Bruno Cerella. Potrebbe esserci un accenno di zona ma non è così, in realtà si resta in attacco per Pesaro con una difesa individuale dell'Umana Reyer. Massenà, step back e tiro da 2 punti, l'errore, rimbalzo lungo nelle mani di Bruno Cerella che ragiona assieme ad Andrea De Nicolao per l'attacco dell'Umana Reyer sul +1. Adesso è a metà del quarto. Watt, ancora il duello con Kane, il gancio corto di Mitchell Watt, la palla per Massenà che va via in serpentina, gran giocata di Massenà. Il canestro però non è suo bensì di Filipovic, che è arrivato al traino e ha messo a segno ancora una volta il sorpasso di Pesaro. 29 Umana Reyer, 30 Carpegna Prosciutto, 4:37 da giocare.
Cerella per Tonut, marcato da Figlioi, ancora Stefano Tonut che rompe il raddoppio e subisce il fallo, segnando un canestro incredibile. Stefano Tonut, canestro valido, come dice giustamente lo speaker, il secondo fallo di Drell, che va in panchina, entra con la maglia numero 7 Calbini. Dunque spazio ai giovani nella partita. Per l'Umana Reyer è entrato invece Ceppel per Cerella. Grandissima giocata di Stefano Tonut, che adesso ha il tiro libero supplementare, premiato come MVP del primo mese di campionato. Stefano Tonut sta disputando una partita sicuramente all'altezza, adesso completa il gioco da 3 punti per il 32-30 Umana Reyer. Dunque c'è Calbini che ha fatto il debutto nella partita, Lorenzo Calbini per Pesaro, che adesso ha 2 punti da recuperare. Massenà accelera, subisce il fallo di Jeremy Ceppel, è il secondo fallo per Ceppel appena rientrato in partita, e non viene dato il tiro libero, anche qui una decisione un po' discutibile, solo rimessa per Pesaro. Secondo fallo di Ceppel, secondo fallo di squadra per Pesaro, che va da Massenà per costruire il gioco, marcato da Tonut, il blocco di Kane, l'aiuto di Watt che quasi intercetta, attenzione a Figlioi che fa saltare Ceppel, si prende il tiro dalla media, lo sbaglia Tonut a rimbalzo, e dunque non paga dazio l'Umana Reyer, che ora è sull'altro lato del campo. 4 minuti scarsi da giocare. Andrea De Nicolao marcato da Calbini, l'accelerazione di De Nicolao, palla in angolo, Ceppel per Tonut che non si prende il tiro, non attacca il pitturato, lo fa con qualche attimo di ritardo, poi scarica nelle mani di Kane, e il contropiede di Filipovic che inchioda la schiacciata. Attenzione, c'è uno scontro tra Mazzola e Filipovic dopo la schiacciata, è caduto malissimo a terra l'ungherese. Andiamo magari a vedere il replay se c'è la possibilità. In ogni caso è parità, bisogna vedere come è caduto sul parquet, si è scontrato con Mazzola. Ecco qui il replay, va su Filipovic a inchiodare e poi si scontra con Mazzola in maniera assolutamente involontaria, ma batte forse anche il capo. Rivediamo, va su Filipovic, Mazzola cerca di contrastarlo e si appende al ferro, e poi ovviamente si trova il corpo sotto. Il fatto che si sia appeso al ferro ha tolto il ritmo di Filipovic rispetto a quello di Mazzola, e dunque gli applausi adesso al pubblico del Tagliaccio perché si è rialzato Filipovic. Cambio obbligato per Pesaro, 32-32, rientra in campo Zanotti per questo infortunio di Filipovic, che ha chiamato ha trovato il pareggio. Adesso Filipovic inquadrato, ma c'è un time out in campo, per questo dicevo chiamato, perché time out chiamato da coach Walter De Raffaele, perché Pesaro non vuole assolutamente farsi staccare nella partita dagli Orogranata. È passata un paio di volte in vantaggio la formazione di Yasmin Repesa, e adesso a 3:41 dal termine del primo tempo è in situazione di perfetta parità. Stefano Tonut, a conferma di quello che dicevo, è sicuramente l'MVP della partita, è l'unico in doppia cifra con 16 di valutazione, doppia cifra di valutazione anche per Isaac Fotu, che però ha un plus minus di -2. Per Stefano Tonut c'è un 3 su 4 da 2, un 1 su 2 da 3 punti, un 1 su 1 ai liberi, 4 rimbalzi difensivi e 2 assist a completamento della prestazione di Tonut. Dall'altra parte il più positivo è secondo valutazione Kane con 5 punti e 10 di valutazione, anzi scusate Filipovic giustamente con 9 punti, 3 su 3 da 2, 1 su 2 da 3 punti, 5 rimbalzi e 13 di valutazione. Chiedo venia, ma ovviamente è dato in panchina perché è andato a sedersi dopo la botta ricevuta nell'ultima schiacciata, ricadendo a terra per il 32 pari, ma dicevo anche Massenà è stato un ottimo innesto per la squadra di Yasmin Repesa, che si trova in perfetta parità a 3 minuti e mezzo, poco più da giocare nel corso del primo tempo. Ceppel per De Nicolao, poi Tonut viene cavalcato dall'Umana Reyer, scarico per Watt, ancora extra passaggio, non sfrutta la superiorità l'Umana Reyer, bisogna assolutamente avere più coraggio nel prendersi il tiro, ce l'ha il coraggio, e come Mitchell Watt, che anche dalla media punisce per il 34-32, pronto ad entrare Austin Day per gli Orogranata, che sono nuovamente in vantaggio. Zanotti per Figlioi, poi Robinson che è tornato sul parquet, Massenà dall'angolo per il sorpasso, la tripla scheggia al ferro, la palla è recuperata da Zanotti, il fallo è di Stefano Tonut, è il primo personale, è il terzo di squadra per l'Umana Reyer. Cambio per gli Orogranata, entra Austin Day al posto di Valerio Mazzola,
solo rimessa perché non c'è bonus ancora speso dall'Umana Reyer, come invece ha fatto Pesaro, già 4 falli per la Carpegna Prosciutto, 3 per l'Umana Reyer, che ora però è in difesa dopo il primo fallo di Stefano Tonutto. Massenà la rimessa per Tyler Kane, cerca di servire Robinson che però è ben marcato. Massenà ha di fronte Chappell, il blocco di Kane, ancora Massenà, gran difesa di Jeremy Chappell, ma arriva Kane con un'invenzione letteralmente. Il centro di Pesaro, avevamo detto come i due centri fossero due dei giocatori più belli da vedere di queste due squadre, lo stanno dimostrando sia sul lato che sull'altro del campo. Dopo canestro di Watt, quello di Kane, parità, e Chappell che non va a segnare, è l'ultimo a toccare nel contrasto proprio a Tyler Kane. La palla è per Pesaro sulla situazione di parità, 2-34, 34 pari, ha avuto un massimo vantaggio di un punto fino a questo momento la formazione pesarese, adesso potrebbe passare in vantaggio anche di 2 o di 3 in caso di tiro pesante. Pronto ad entrare Isaac Fotu, Massenà, il vantaggio è di 2 punti per Pesaro perché Massenà trova l'appoggio al tabellone per il 34-36. Umana Reyer che sta facendo fatica, come era annunciato, contro una squadra estremamente in forma come Pesaro. Attenzione a Tonut, la difesa di Kane, la linea di fondo per Day, Austin Day dall'angolo, la tripla di Austin Day che riporta in vantaggio di un punto l'Umana Reyer. Si va punto a punto, scusate le ripetizioni, in questo finale di primo tempo. L'attacco di Massenà con il blocco di Kay, questa volta regge ancora in difesa Chappell. Kane per Figlioi che va via a Tonut e l'infrazione di passi, grandissima difesa da parte di Mitchell Watt che ha tolto la sedia all'avversario, lo ha costretto all'infrazione di passi. Bramos e Fotu in campo per l'Umana Reyer al posto di Watt e Chappell, e questo significa falli da gestire ovviamente per gli Orogranata. Dall'altra parte Drell e Filipovic, ci fa piacere di vedere in campo il numero 35 di Pesaro che toglie Massenà e Kane. Anche qui in caso si va a vedere i falli, soprattutto due falli a testa, sia Massenà che Kane, anche se pure Drell due falli ce li ha. Comunque questi sono i giocatori di Pesaro che è sotto di uno con la palla in mano. Per l'Umana Reyer, Austin Day marcato proprio da Filipovic, il blocco di Fotu, poi Tonut che accelera, scarica per Isaac Fotu, il neozelandese si fa largo, sbaglia Zanotti, recupera il rimbalzo, poi un contatto con Fotu non sanzionato e il pallone è per Pesaro per il nuovo controsorpasso mentre stiamo avvicinandoci all'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. Ariel Figlioi marcato da Tonut, penetra, scarica, Filipovic da 3 punti, non si è raffreddato in panchina Filipovic e dà il massimo vantaggio peso 3-7-3-9 quando siamo nell'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. Austin Day per Michael Bramos, il capitano dell'Umana Reyer, di fronte a Figlioi, si va da De Nicolao, è un abbozzo quasi di zona quello di Pesaro. Tonut fa saltare Drell e c'è il terzo fallo di Drell che manda in lunetta Stefano Tonut con 2 tiri liberi per cercare almeno di fare la parità, anche se poi c'era sicuramente almeno un possesso per squadra. 34 secondi da giocare nel corso del primo tempo. Filipovic e Tonut si confermano i 2 migliori per squadra. Tonut però adesso sbaglia il primo tiro libero, dunque benché vada per l'Umana Reyer sarà -1 in caso di realizzazione del secondo tiro dalla linea della carità per il numero 7 con la coccarda della Coppa Italia sul petto. 1 su 2 di Tonut, 3-8-3-9. E pressing a tutto campo per l'Umana Reyer su questa rimessa dal fondo di Robinson che scambia con Drell, poi lo fa allontanare il playmaker della Carpegna Prosciutto. 26 secondi al termine del primo tempo. Ariel Figlioi ancora a sfruttare il blocco di Zanotti, il fallo, ne aveva uno da spendere l'Umana Reyer, il fallo è di Isaac Fotu, è il primo personale per Fotu, dunque avrà 14 secondi su 20 per attaccare Pesaro.
ce ne saranno comunque 6 a disposizione in caso di una conclusione allo scadere dei 24 per l'Umana Reyer, ma intanto bisogna vedere quale sarà la scelta della Carpegna Prosciutto, che deve rimettere il pallone in campo. Drell marcato da Dei, il cambio di direzione di Drell che appoggia al tabellone, un canestro tutt'altro che facile, più 3, massimo vantaggio adesso per Pesaro, ultimo possesso del primo tempo per l'Umana Reyer. 5 secondi, De Nicolao penetra, rischia di perdere la maniglia, va da Stefano Tonut dall'angolo, la tripla non va e dunque dopo i primi 20 minuti al Taliercio il vantaggio è esterno. Umana Reyer 38, Carpegna Prosciutto Pesaro 41. Ci sentiamo per il secondo tempo. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Partita è del tutto in bilico, il più 3 è il massimo vantaggio della Carpegna Prosciutto, mentre l'Umana Reyer ha avuto anche 9 punti di vantaggio sul 23-14 verso la fine del primo quarto, concluso avanti appunto 23-19, e poi Pesaro con un break di 7-0 è rientrata in partita e poi si è andati avanti punto a punto fino al finale di tempo, finale di secondo quarto, favorevole alla Carpegna Prosciutto, che ora parte in difesa perché il primo possesso nel secondo tempo è per Umana Reyer, con Stone in campo assieme a Chappell, a Tonut, a Mitchell Watt e a Austin Day. Ecco proprio Austin Day con il pallone in mano, si va da Tonut, riceve ancora Austin Day sulla linea di fondo, 7 secondi per l'azione di tiro, cambio di lato, Stone travolto, non c'è fischio arbitrale, non c'è neanche la tripla da parte di Jeremy Chappell, che è sfortunato nella buona conclusione. Dunque palla per Pesaro in attacco con Tambone, si arresta la circolazione Massenà, uno dei più positivi, e continua l'ottima serata di Massenà con la tripla del più 6, Pesaro 3-8, 4-4, 2 possessi pieni di vantaggio per la formazione di Yasmin Repesa. Tonut, che schiacciata di Watt! Che giocata qui per l'Umana Reyer, l'assist questa volta di Tonut, non il canestro, la schiacciata è di Mitchell Watt, ma è una grandissima giocata e speriamo che da qui tragga energia l'Umana Reyer, che avrà molto da patire ancora nei minuti che mancano, con Pesaro più 4 palle in mano. Arriva il fallo di Jeremy Chappell, è il terzo personale, il primo dell'Umana Reyer a raggiungere le 3 infrazioni, il terzo fallo di Chappell. Ricordiamo che l'Umana Reyer ha il doppio impegno in campionato e in Coppa, ma questa non può essere assolutamente una giustificazione per quelle che riguarda l'andamento della partita. Ci sono tanti meriti di Pesaro in questo vantaggio della Carpegna, che è in attacco ancora con l'ex Ariel Figlioi. Attenzione a Filippovic, l'errore, il rimbalzo di Kane che taglia fuori Watt, extra possesso per la squadra di Yasmin Repesa. Ancora la circolazione con Massenà da 3 punti, da quella matonella Massenà sta uccidendo l'Umana Reyer per la prima volta a 3 possessi di vantaggio la formazione ospite, 40-47, 2 triple di Massenà in avvio di questo terzo quarto hanno dato il nuovo massimo vantaggio alla squadra di Yasmin Repesa. Watt va a attaccare su Tyler Kane, tiene il piede perno, il gancio destro, Mitchell Watt si sta caricando adesso lui sulle spalle l'attacco dell'Umana Reyer e firma
la doppia cifra, firma il -5 per gli Oro Granata. L'attacco della Carpegna con Figlioi che fa una serpentina, si prende il tiro dalla media, solo rete, e ha voglia di farsi vedere Alier Figlioi davanti al suo pubblico che lo ha applaudito giustamente all'inizio di questa partita. Protagonista nei 2 scudetti, Ceppel va su a sbagliare, però l'appoggio al tabellone e il contropiede per Pesaro. Ancora Massenà che ha di fronte Day, riesce a rallentarlo Austin Day, extra passaggio per la tripla di Filippovic, l'errore, il rimbalzo nelle mani di Tonut che anticipa anche Austin Day. 7-29, viene richiamato dalla panchina Michael Bramos. Tonut gioca a 2 con Watt che va su Kane, appoggia al tabellone, l'errore e c'è il fallo in attacco, credo, di Austin Day. Dall'interpretazione arbitrale no, sì, il fallo in attacco di Austin Day, almeno così c'era sembrato dal vivo. Il secondo fallo di Day, dunque palla per Pesaro, il secondo di squadra per Romana Reyer. Entra Bramos al posto di Ceppel, un po' in ombra oggi l'ex di Brindisi e Cantù. Rivediamo la sbracciata di Day per farsi largo a rimbalzo, giusto il fischio arbitrale anche in questo caso. Qualche contatto non è stato sanzionato, ma tutto sommato ci sembra buona la prestazione della terna arbitrale in una partita che vede Pesaro avanti con la palla in mano. Figlioi sbaglia la tripla, il rimbalzo di Mitchell Watt, si lamenta per un tocco da parte di Bramos Ariel Figlioi, ma non c'è stato il fischio e la palla è nelle mani di Julian Stone per l'attacco Romana Reyer. Tonut prova a sfruttare il movimento di Day, si guadagna la linea di fondo campo, lo scarico, ancora una lettura di Figlioi per la rimessa. Figlioi si arrabbia con se stesso per non aver recuperato il pallone, comunque ha sporcato la linea di passaggio all'Umana Reyer che avrà solo 9 secondi per l'azione di tiro partendo dalla rimessa dal fondo affidata a Julian Stone. L'uscita di Bramos che non viene servito, si va invece da Stefano Tonut che spara la tripla sul primo ferro, il tocco a rimbalzo di Stone. Day riesce a portare via palla a Tambone, extra possesso, Tonut va dentro l'area, scarica, extra pass, ancora una circolazione per l'Umana Reyer con la tripla di Bramos che si arrampica sul ferro, poi il tabellone, l'errore, la transizione Filippovic, Massenà, il pallone per Pesaro, non ha concluso l'Umana Reyer, ha fatto forse una serie troppo elevata di passaggi, buoni passaggi invece qui per Pesaro con Tambone dall'angolo, la tripla della doppia cifra di vantaggio e la doppia cifra di vantaggio arriva per la prima volta sul parquet del Taliercio per Pesaro, con time out dell'Umana Reyer obbligato perché a 6:20 dal termine del terzo quarto il punteggio dice 42-52 per la Carpegna Prosciutto. Umana Reyer che è un po' leziosa nei passaggi in attacco, va bene l'extra passaggio ma 1, 2, 3, 4 volte e poi alla fine si viene a perdere quella supremazia territoriale che invece si era venuta a creare con la buona circolazione di palla. È arrivato la doppia cifra, abbiamo detto Mitchell Watt che ha adesso un punto in meno di Stefano Tonut, 11 per Tonut, 10 per Watt. Per Pesaro Massenà è diventato il miglior realizzatore a quota 14, superando Filippovic o Filippovic come si pronuncia il nome del giocatore naturalizzato ungherese. 14-12 il punteggio ma 19 di valutazione Filippovic e mentre guardando la valutazione per l'Umana Reyer c'è 18 di Stefano Tonut contro i 9 di Mitchell Watt. È ritornata in campo l'Umana Reyer con Day, con Watt, con De Nicolao, dunque torna De Nicolao in campo al posto di Stone in cabina di regia e Michael Bramos che effettua la rimessa dal fondo proprio per Andrea De Nicolao, fronteggiato da Tambone. Il palleggio aperto di De Nicolao per Bramos, si fa vedere Austin Day sulla linea di fondo marcato da Filippovic, da parte da -10 questa azione dell'Umana Reyer con Day che non riesce a concretizzare un gioco potenziale da 3 punti ma andrà comunque in lunetta per il fallo speso da Filippovic, credo sia il primo fallo personale e così è confermato. 2 tiri liberi per Austin Day per cercare di riportare sotto la doppia cifra il ritardo dell'Umana Reyer. Si scuote anche il pubblico del Taliercio, questi non sono applausi registrati
resi necessari, intanto segna il primo tiro libero Austin Day, resi necessari dal capienza giocoforza limitata per le misure di contenimento della pandemia. 7 punti per Austin Day, 9 da recuperare per Umana Reyer, 6-0-5 da giocare nel corso del terzo quarto. Secondo libero per l'ex di turno Day, che fa 2 su 2 e dunque 4-4-5-2, un po' di pressione sul portatore di palla da parte di Tonut. Tambone supera la metacampo in ogni caso in tempo utile, serve per Ariel Figlioi, ancora nuovamente Tambone, l'uscita di Watt, la palla intercettata con il piede da parte di Austin Day, che si lamenta con gli arbitri, ma il tocco c'è stato e si riprenderà con la rimessa dal lato per Tambone. 14 secondi per l'azione di tiro della Carpegna Prosciutto, riceve Filippovic, si va da Massenet con il consegnato, aggressiva difesa dell'Umana Reyer, attenzione a Kane sotto canestro, Figlioi, linea di fondo per la tripla aperta di Filippovic e si allunga ancora il vantaggio della Carpegna, perché con la tripla è 4-4-5-5 più 11 Pesaro con 15 di Filippovic. Tonut per Bramos, il blocco di Austin Day che vorrebbe il pallone in angolo, la palla invece va da Stefano Tonut, si scontra contro Kane, la palla persa, Figlioi attacca, scarica in qualche maniera, in maniera un po' zingarata come si dice in questi casi, per Tambone che prova a far vedere un contatto che non c'è, il tiro sbagliato, tenta il tap-in, addirittura Ariel Figlioi anticipando Mitchell Watt, ma riesce a malapena a schiaffeggiare il pallone che adesso è nelle mani dell'Umana Reyer, ma siamo nella seconda metà del quarto, pronto ad entrare Casarin tra gli Oro Granata, pronto ad entrare anche Cerella e il fallo è di Tambone, è il terzo personale per Tambone, pochi fischi arbitrali in questo quarto, il terzo fallo di Tambone, è il secondo di squadra per Pesaro, entrano Cerella e Casarin, come detto in precedenza. Prendo il posto di Day e Tonut, dunque abbassa il quintetto coach Walter De Raffaele, è rientrato Robinson invece per Pesaro che ha il massimo vantaggio sul più 11, l'attacco di De Nicolao, la palla per Bramos che fa saltare la difesa, va su, sbaglia, il rimbalzo è nelle mani di Figlioi che però è l'ultimo a toccare, la rimessa è per l'Umana Reyer con 14 secondi, 4:43 da giocare, troppa difficoltà per l'Umana Reyer che in questo quarto di punti inassegnati soltanto 6 in 5 minuti e mezzo quasi di gioco. De Nicolao per Casarin, mette palla per terra il classe 2003 dell'Umana Reyer, scarico per Cerella, lato debole, De Nicolao alza la parabola, appoggia al tabellone, c'è anche sfortuna in questa conclusione, altro rimpallo, altra rimessa per l'Umana Reyer sulla buona contrapposizione di Davide Casarin nel rimbalzo, rimessa ancora dunque con extra possesso per gli Oro Granata, si parte da De Nicolao, si va da Watt, poi Cerella per Michael Bramos, riceve ancora Mitchell Watt, marcato da Robinson e c'è il fallo alla fine, vediamo se è di Robinson o di Kane, mani addosso chiaramente da parte dei due piccoli, il fallo è di Robinson ed è solo il primo personale, il terzo di squadra per Pesaro, altra ancora si torna a 14 secondi sul cronometro dell'azione per l'Umana Reyer, ma sono 4:24 adesso al termine del terzo quarto, la rimessa di De Nicolao per Mitchell Watt, consegnato ancora per il playmaker di Campo San Piero che apre il palleggio, prova ad andare via a Robinson, la palla in angolo, il tentativo di Michael Bramos sul primo ferro, la lotta a rimbalzo e c'è la stoppata di Kane su Cerella con Mitchell Watt per terra, un po' il simbolo della Reyer in questo momento, doppio palleggio clamoroso da parte di Filippovic che pensava di dare a Figlioi, poi ha visto il recupero difensivo, ha messo le due mani sul pallone, l'ha rimesso per terra e arriva una palla persa in un momento di basket sicuramente non eccezionale ma buon per Pesaro in questo momento, ora inquadrato Yasmin Repesa, perché i punti sul tabellone del tagliaccio sono il massimo vantaggio per la Carpegna Prosciutto, l'attacco di Bramos per l'Umana Reyer, si va da Casarin che ha di fronte Massenà, ancora Casarin con il blocco di Watt, scarico per De Nicolao, piedi per terra, la tripla di Andrea De Nicolao, un canestro che può essere psicologicamente importante, ma adesso bisogna tornare a difendere da Umana Reyer. 4-7, 5-5 per gli Oro Granata, 8 punti da recuperare partendo da un'ottima difesa, l'aiuto di Watt sul perimetro, attenzione a Massenà che accelera, scarica per Filippovic, la tripla ancora Filippovic, percentuali che stanno alzando
in maniera impressionante per la Carpegna, 4-7-5-8, di nuovo più 11 per Pesaro, ancora De Nicolao, ancora la tripla, una serie di triple da una parte e dall'altra. De Nicolao e Filipovic adesso protagonisti nella partita che si è tornata ad accendere, pronto a rientrare in campo Isaac Fotu. C'è zona per l'Umana Reyer e vediamo come la leggerà la Carpegna Prosciutto. L'accelerazione di Filipovic che sbaglia, recupera il rimbalzo e c'è il fallo di Davide Casarin. È il secondo fallo personale per il numero 3 dell'Umana Reyer, è il terzo di squadra per gli Oro Granata. Entra Fotu, esce Mitchell Watt e vediamo, viene data la rimessa per Pesaro, invece rientra Tambone al posto di Ariel Figlioi, rimessa dal fondo affidata a Robinson sul più 8 Carpegna Prosciutto, 2,52 da giocare. Massenà marcato da Bramos, ancora Massenà col palleggio aperto, Filipovic per l'accelerazione di Robinson che spara anche lui da 3 punti. Pesaro sta prendendo percentuali mostruose da 3 punti in questo secondo tempo, 50-61, già 61 punti subiti dall'Umana Reyer e questo è il dato più significativo per la squadra che aveva la miglior difesa prima di questa partita. Ancora De Nicolao, la tripla sul secondo ferro, la palla smanacciata da Kane, poi il recupero con Bruno Cerella che si incarta sul ferro, va da Bramos, piedi per terra, il capitano, arriva ancora una tripla in questa gara del tiro da 3 punti che è diventata la partita. L'Umana Reyer non riesce a riavvicinarsi sotto gli 8 punti di ritardo, ma è sicuramente importante essersi ritrovati in attacco. Vediamo l'attacco di Pesaro che non ha assolutamente bisogno di ritrovarsi, anzi, e c'è l'anticipo di Cerella su Kane, è il fallo del bonus per l'Umana Reyer, quello speso da Bruno Cerella, primo personale ma appunto quarto di squadra, con Pesaro che in 1,54 avrà l'opportunità di andare in lunetta ad ogni prossima infrazione da parte degli Oro Granata. La rimessa affidata a Robinson dal fondo del campo, il movimento di Filipovic, una sbracciata di Filipovic con De Nicolao che è andato a terra, sbaglia Filipovic e poi il passaggio di Fotu troppo leggero. Sta succedendo di tutto in questo momento in campo, errori su un lato e sull'altro, alla fine esce con la palla in mano l'Umana Reyer. Il fallo di Robinson è il fallo del bonus anche per Pesaro, è il secondo fallo, anzi terzo fallo scusate di Robinson, fallo di Massenà, chiedo, ecco qua perché è il terzo fallo. L'ho confuso con l'altro giocatore, la sbracciata di Massenà, il fallo del bonus. Massenà va in panchina, rientra in campo Ariel Figlioi. Watt si è alzato ma torna a sedersi perché si riprende con la rimessa per l'Umana Reyer a 1,37 al termine del quarto, 8 punti da recuperare. La palla da Bramos a Fotu, poi De Nicolao con il palleggio aperto di fronte, adesso sì a Robinson, ancora Andrea De Nicolao, 10 secondi per l'azione di tiro al blocco di Fotu. De Nicolao per Cerella che fa saltare Filipovic, va su Bruno Cerella, sbaglia ma c'è rimbalzo offensivo di Fotu e il canestro di Isaac Fotu per il 5-5-6-1. Si accende veramente la partita in questo momento. C'è 1 minuto e 12 che sarà, soprattutto dal punto di vista psicologico, molto importante in avvicinamento all'ultimo e decisivo quarto. De Nicolao a marcare su Robinson, la palla per Figlioi che ha di fronte Davide Casarin. Kane, il duello con Cerella, l'aiuto di Bramos, la tripla di Pesaro, ancora Tambone e ancora 3 punti di Pesaro, questa volta con Tambone. 5-5-6-4, niente da fare, è meno 9 per l'Umana Reyer. Ultimi possessi del quarto, la palla toccata da Robinson, recuperata da De Nicolao con 8 secondi per azione di tiro, ci prova Andrea De Nicolao, l'errore, rimbalzo lungo, smanaccia Cerella, l'extra possesso, rischiato, la palla persa, poi Bramos sbaglia la tripla con forse un contatto da parte di Figlioi, chiede solo un tiro Pesaro. C'è una discrepanza di circa 3 secondi tra il cronometro dell'azione e quello della partita. Robinson a costruire, Filipovic il consegnato per Figlioi, poi Robinson si avvicina agli ultimi secondi dell'azione di tiro, Robinson passo laterale, tiro, l'errore, Kane a rimbalzo, sbaglia, poi la palla recuperata da Cerella e ci prova da metà campo Bruno Cerella, non arriva neanche al ferro, tanto agonismo in campo e vantaggio per Pesaro. Umana Reyer 55,
Carpegna Prosciutto Pesaro 64. Sto cercando di recuperare le statistiche, di fare un rapido calcolo per capire come abbia tirato da 3 punti in questo quarto. Pesaro nasce da qui, sicuramente il vantaggio netto per la formazione di Re. Pesaro Manareyer era arrivata a -6, ha colpito da 3 molto anche la squadra di coach De Raffaele, adesso è 9 su 21, Pesaro era 2 su 11, quindi ha un 7 su 10 da 3 punti nel quarto la Carpegna Prosciutto, e oggettivamente quando si tira con queste percentuali, 70% dall'arco, con tantissime conclusioni oltre la linea dei 6,25, insomma c'è poco da dire. Puoi giocare anche la tua miglior pallacanestro, e non lo sta facendo questa sera sicuramente l'Umana Reyer, ma c'è poco da fare, è una montagna insormontabile. L'abbiamo visto anche nell'anticipo di questa partita con Cremona, che è andata a espugnare Bologna, il campo della Segafredo Virtus, tirando con percentuali ottime nel tiro da 3 punti, la stessa arma a cui si sta affidando questa sera Pesaro. Ci sono 10 minuti, partiva diciamo da -21, vediamo, andiamo a vedere proprio la partita di Bologna di ieri. Bologna partiva da -21, è arrivata a -2 con la palla in mano e una stoppata clamorosa per evitare il pareggio della Virtus. I punti da recuperare sono tanti, ma sono solo 9 rispetto ai 21 di Bologna di ieri, quelli per l'Umana Reyer. Chiaro, ogni partita fa storia a sé, ma 10 minuti nel basket sono tantissimi. Era quello il concetto che volevo esprimere con questa mia considerazione. Poi bisogna giocare a basket e oggettivamente l'Umana Reyer, come ho detto in fase di presentazione, sa farlo. È rientrato intanto in campo Tonut al posto di Casarin per l'inizio di questo ultimo quarto, con la palla che sarà affidata alla Carpegna Prosciutto per il possesso iniziale degli ultimi e decisivi 10 minuti della terza giornata di campionato di Serie A, con la rimessa dal bordo del campo affidata a Tambone. A pressare tutto campo l'Umana Reyer, con l'attacco orchestrato da Robinson per la Carpegna. Filipovic, il pallone ancora da Robinson, nuovamente l'ungherese, chiude tutti gli spazi l'Umana Reyer, ancora danza Robinson, serve Zanotti che ha preso il posto di Kane, l'assist per Filipovic, ancora la riapertura, Tambone in angolo per Ariel Figlioi, tripla aperta, arriva l'errore sulla sirena dei 24, e dunque buon per l'Umana Reyer, che Pesaro comincia a sporcare le percentuali da 3 punti. Fotu, fallo di Zanotti, ci sono 2 centri in questo momento in campo per l'Umana Reyer, dunque è rientrato in campo Watt al posto di Austin Day, e proprio Fotu porta a casa il secondo fallo di Zanotti, primo di squadra per Pesaro, rimessa per l'Umana Reyer, 9:28 da giocare, 9 punti da recuperare per l'Umana Reyer. Watt per Bramos, ancora un contatto lontano dalla palla, ancora Fotu, e vediamo chi tra i protagonisti. Vediamo ancora il 15 Tambone, quarto fallo di Tambone,
e dunque si riprende ancora con la rimessa per l'Umana Reyer. Non è trascorso nemmeno un secondo, e il pallone nelle mani di Watt per l'attacco di Bramos, ancora da Fotu, si muove Fotu, va via Zanotti in sottomano. Isaac Fotu può essere un fattore importante in questo finale di partita per l'Umana Reyer, che torna a meno 7, 5, 7, 6, 4 con Jeremy Chappell che va sul cubo del cambio. L'attacco di Pesaro con la difesa dell'Umana Reyer che sta sicuramente alzando l'intensità. Robinson prova a danzare, ci prova dalla punta Pesaro, Zanotti a segno, anche lui da 3 punti e Pesaro sta veramente facendo qualcosa di clamoroso dall'arco. 5-7, 6-7, torna a doppia cifra al vantaggio della Carpegna. Watt va via, Filipovic non vale il tiro, è il secondo fallo di Filipovic, è il terzo di squadra per Pesaro. È pronto per entrare Chappell, prende il posto di Bramos, dall'altra parte rientra Kane, dunque Chappell per Bramos e Kane proprio per Filipovic, con 3 falli già spesi da Pesaro in poco meno di un minuto e mezzo. La rimessa nelle mani di Stefano Tonut, marcato da Massenà, il pallone per Fotu, poi l'accelerazione di De Nicolao, arriva il fallo del bonus, è il secondo fallo di Robinson e questo è un dato importante. 8 minuti e mezzo per avere anche i tiri liberi per riavvicinarsi. Certo che se a ogni attacco Pesaro mette una tripla hai voglia di fare tanti tiri liberi, hai voglia di difendere meglio. Per l'Umana Reyer Pesaro questa sera è veramente ispirato, meglio in questo secondo tempo, perché aveva 2 su 11 dall'arco nel primo tempo, adesso nel secondo tempo addirittura un 8 su 11, 8 su 12 scusate. De Nicolao, il pallone per Chappell preso in controtempo, stava andando verso il ferro, riesce comunque a controllare, a servire per De Nicolao che spara la tripla dentro e fuori. Tanta sfortuna in questa conclusione per l'Umana Reyer. Pesaro più 10, palla in mano, ricordo più 11 il massimo vantaggio. Massenà ha di fronte De Nicolao, il cambio difensivo accettato dall'Umana Reyer, nuovamente il duello Kane e Watt. Kane mette palla per terra, la consegna nuovamente ad un compagno, abbiamo un arbitro che ci impalla, proviamo a vedere anche un po' sul monitor, anche se vediamo che è Kane contro Watt, e il fallo è di Mitchell Watt a 2 secondi e 3 dallo scadere dei 24. È il terzo fallo di Mitchell Watt, il primo di squadra per l'Umana Reyer, mentre Pesaro, lo ricordiamo, ha già speso il bonus, ma mancando solo 2 secondi e 3 al termine dell'azione sono praticamente 14 secondi regalati all'attacco di Pesaro sul più 10. E Massenà a rimettere il pallone in gioco, trovando Robinson che danza a 2 con Kane, consegnato per Figlioi, il blocco di Kane, la tripla di Figlioi non va, rimbalzo lungo, recuperato da Mitchell Watt che va da Stefano Tonut, blocco di Fotu richiamato dalla panchina. Stone ancora torna in partita Stefano Tonut per cercare di riavvicinare l'Umana Reyer, che adesso è di nuovo sotto la doppia cifra, ma sono sempre 8 i punti da recuperare alla Carpegna Prosciutto. Nuovamente zona 3-2 per l'Umana Reyer, vediamo come la leggerà Pesaro. La legge scaricando sulla linea di fondo per Zanotti, la stoppata di De Nicolao su Zanotti, clamoroso De Nicolao, l'assist per Watt, infrazione di passi, arriva la palla persa, giusta purtroppo la decisione, la stoppata di De Nicolao su Zanotti. E Pesaro che chiama a time out a 7:14 dalla fine della partita. Coach Yasmin Repesa vuol far rifiatare, penso soprattutto i suoi, vuol far capire che il margine di 8 punti è importante, ma anche per Pesaro bisogna non mollare. Ovviamente l'Umana Reyer deve riuscire invece a giocare il suo basket sia in difesa che in attacco. In difesa logicamente, finché Pesaro tira con queste percentuali da 3 punti, adesso siamo a 10 su 24, ma ripetiamo, partendo da un dato di 2 su 11 nel primo tempo, e c'è stato anche qualche errore nelle ultime conclusioni della Carpegna, poco puoi fare di fronte a percentuali così alte nel tiro da 3 punti, però l'Umana Reyer ha le armi anche per limitare in difesa gli avversari. Tonut è salito a quota 13 con l'appoggio al tabellone visto in precedenza, doppia cifra oltre che per Watt, che però è salito a 3 falli, anche per Isaac Fotu, e poi ci sono 8 di Day che abbiamo visto pronto a rientrare in campo. Vedremo quali saranno le decisioni della panchina. 32 punti su 67 di Pesaro arrivano invece dalla coppia Filipovic con 18, Massenà con 14.
e poi abbiamo 8 di Robinson, oltre a 7 di Kane, 6 di Tampone e via dicendo. In campo c'è Day per l'Umana Reyer, prende il posto di Mitchell Watt che ha speso 3 falli, c'è anche Julian Stone per gli Oro Granata e prende il posto di Andrea De Nicolao. Questo è il quintetto scelto dall'Umana Reyer per cercare di rimontare dal -8 l'infrazione ai passi di Mitchell Watt sanguinosa nell'attacco precedente. Attenzione perché Robinson è chiaramente più veloce di Stone, deve riuscire a tirare fuori tutte le proprie qualità difensive. Julian Stone, il pallone per Zanotti, ancora circolazione veloce per Pesaro, Robinson per Kane, il consegnato per Massenà, l'assist per Ariel Figlioi, gli frana addosso Austin Day allo scadere dei 24, è il terzo fallo di Austin Day che si arrabbia, una grandissima ingenuità per Austin Day che regala 2 tiri liberi quando ormai era allo scadere il cronometro dell'azione, appena il secondo di squadra, ma chiaramente Figlioi era in azione di tiro. E anche da questi piccoli particolari si vede com'è indirizzata la partita. Si può sempre cambiare, lo ricordiamo nel basket, mai dire mai, però quando riesci a portare gli avversari con la difesa allo scadere di 24 e commetti un'ingenuità del genere praticamente sulla sirena, è chiaro che anche gli avversari cominciano a crederci di più alla possibilità del colpaccio al tagliaccio, e sarebbe veramente un colpaccio che sarebbe un regalo per Ariel Figlioi da ex di turno. Figlioi che segna il primo tiro libero, 6-8, sono 7 i punti personali del playmaker italo-argentino, 5-9 per l'Umana Reyer che adesso ha 10 punti di ritardo dopo il 2-2 di Figlioi del 6-9, 5-9. Julian Stone in cabina di regia per l'Umana Reyer, marcato proprio da Figlioi, tutti e due con la maglia numero 5. Poi Tonut, il blocco di Fotu, lo scarico per Day che non se la sente di prendersi la tripla di prima intenzione, poi aspetta l'arrivo di Fotu, guadagna al centro dell'area Austin Day, si arresta, viene aggredito letteralmente, palla in angolo, Jeremy Chappell, la tripla non va, Fotu a rimbalzo offensivo, extra possesso importante per l'Umana Reyer, però vede scorrere il cronometro, 6-20 da giocare, ancora Tonut, gioca 2 con Isaac Fotu che si fa largo su Kane, il gancio questa volta è corto, rimbalzo è di Zanotti, cronometro che comincia a assottigliarsi un po' troppo per le speranze dell'Umana Reyer. 10 punti da recuperare, attacco ovviamente nelle mani di Robinson, poi Zanotti per Massenà, Kane consegnato per Massenà, gioco a 2 con Kane, ancora Massenà, scarico per Figlioi, la tripla Ariel Figlioi, la tripla del nuovo massimo vantaggio, manca solo 5-51, Figlioi arriva alla doppia cifra e fa 5-9, 7-2, meno 13 per l'Umana Reyer, pronto ad entrare Mitchell Watt, Isaac Fotu rischia di perdere palla, poi subisce il fallo, andrà in lunetta, vediamo di chi è il fallo è del numero 5 Figlioi, ed appena il primo fallo di Figlioi. Ci sono comunque tiri liberi per Isaac Fotu. Watt è sul cubo del cambio, prenderà probabilmente il posto del neozelandese dopo le 2 esecuzioni dalla lunetta per l'Umana Reyer, sul massimo svantaggio dei ragazzi di coach Walter De Raffaele, mentre ci avviciniamo alla metà del ultimo decisivo quarto. Fotu sbaglia anche il tiro libero, solitamente preciso il neozelandese, sbaglia però l'esecuzione dalla lunetta. Filipovic, il top scorer della partita, è attualmente in panchina, l'ungherese che con le sue triple assieme a Massenà ha dato una svolta al match. 1 su 2 per Isaac Fotu, 6-0, 7-2, rientra in campo Mitchell Watt, si gioca al tutto per tutto coach Walter De Raffaele, affidandosi ai giocatori più affidabili, che ritiene almeno più affidabili in questo momento. In panchina ci sono De Nicolao e Bramos come possibili iniezioni di fosforo, ma vediamo se funziona questa formula con Chappell a marcare su Robinson, poi Zanotti nuovamente per Robinson che ha di fronte Chappell, 7 secondi al termine dell'azione, lo scarico, la palla persa sulla buona difesa dell'Umana Reyer, la transizione di Tonut che perde palla, ancora un segnale preoccupante per l'Umana Reyer. E c'è il cambio, eccolo qua, De Nicolao al posto di Julian Stone, era uno dei cambi che avevamo pronosticato. De Nicolao prende il posto di Stone, più playmaker De Nicolao, e poi può andare a marcare su un piccolo come
Robinson, anche se riesce a sfuggire alla pressione, l'attacco di Pesaro a superare la metà campo. Adesso stiamo per entrare nella seconda metà dell'ultimo quarto con Massenà, esce anche Watt ad aiutarlo, attenzione a Kane, recupera Watt in difesa, il duello tra i due, sportellate, il gancio, il fallo di Watt, è il quarto e qualche dubbio ce l'abbiamo, siamo qui vicini. Per questa decisione arbitrale si lamenta Mitchell Watt, 2 tiri liberi per Kane, rivediamo il replay, sportellate tra i due, da questa inquadratura non si riesce assolutamente a capire, dice di aver colpito la palla Mitchell Watt che scuote il capo, ma Kane ha 2 tiri liberi e attenzione perché sarebbe nuovo massimo vantaggio per la Carpegna Prosciutto a 4,52 dalla fine. Kane segna il primo e intanto ha eguagliato il massimo margine per la squadra di Yasmin Repesa. Secondo tiro libero per Tyler Kane. E 2 su 2 e nuovo massimo vantaggio per Pesaro, 6-0, 7-4. De Nicolao, ultime speranze per l'Umana Reyer quando siamo entrati nella seconda metà del quarto. Chappell, tripla aperta, sarebbe importantissima, ma si spegne sul secondo ferro e ovviamente Pesaro ha interesse a giocare con il cronometro. Ancora Robinson, marcato da Jeremy Chappell, l'uscita di Massenà, ma ha recuperato il pallone da Tonut che viene sbilanciato da Massenà, o meglio perde il contatto con il terreno e Kane inchioda la schiacciata, allungando ulteriormente, arriva il time out per l'Umana Reyer che rischia di aver visto su questo contropiede sbagliato da Tonut e la schiacciata di Kane. Forse sfuggire l'ultima opportunità di rientrare in partita. 16 punti, 4 minuti e 19, sono veramente una montagna davanti agli Oro Granata che probabilmente risentono anche un po' delle fatiche del doppio impegno. Sono mesi che non si giocava, si è ripreso con la Supercoppa, rivediamo come proprio gli manchi la spinta a Tonut e questo è proprio un problema di affaticamento. Qui in inferiorità numerica l'Umana Reyer, Figlioi con Day che è costretto ad uscire e poi la schiacciata di Tyler Kane con il pronto time out da parte della panchina dell'Umana Reyer. Ha provato Chappell in qualche maniera a contrastare il centro avversario, ma è chiaro che non poteva fare molto. Dal time out per l'Umana Reyer rientrano in campo Casarin e Cerella, dunque cerca innesto di forze fresche coach Walter De Raffaele, fuori Tonut e Chappell. Vedremo adesso se questa mossa darà i suoi frutti per un rientro che avrebbe sinceramente del miracoloso. Meno 16 a 4,19 dalla fine della partita. Applausi per Pesaro fino a questo momento. Ancora 16 minuti di speranza per l'Umana Reyer che parte con la rimessa dal fondo del campo di Bruno Cerella per Andrea De Nicolao. Supera la metà campo, bisogna andare veloci e bisogna segnare per l'Umana Reyer. Cerella mette palla per terra, cerca Austin Day, spalle a canestro, Day dentro fuori, Cerella spara da 3 punti, sbaglia la tripla, rimbalzo di Zanotti, altra opportunità sprecata dall'attacco dell'Umana Reyer. Massenà con il blocco di Kane, ma ovviamente rallenta la Carpegna Prosciutto. Ancora Massenà, il taglio di Zanotti, capitano di Pesaro inseguito da Watt, gioca ancora col cronometro. Robinson, l'assist, la gran difesa di Casarin che porta al recupero, poi il contropiede De Nicolao che penetra, scarica Mitchell Watt, non va a segno ancora una volta il gioco da 3 punti, sarebbe stato molto importante, invece porta a casa il fallo di Robinson, dovrebbe essere il terzo fallo personale per il numero 12, così è. No, il terzo fallo è di Zanotti, comunque il terzo fallo di un giocatore di Pesaro. 2 tiri liberi per Watt che non è riuscito a concretizzare il potenziale gioco da 3 punti, adesso dovrà convertire dalla lunetta i 2 tiri liberi assegnati per il fallo del capitano di Pesaro. E entra con tanta fortuna il primo libero di Mitchell Watt, 6-1, 7-6, 15 da recuperare per l'Umana Reyer, 3:37 al termine della partita. Secondo libero ancora per il numero 50 in maglia granata e fa 2 su 2 e dunque 6-2, 7-6, 14 da recuperare. Pressing a tutto campo dell'Umana Reyer che vuole portare via il pallone
a Pesaro, cambia lato la Carpegna con molta sagacia tattica, un contatto tra Cerella e Figlioi, ancora nessun fischio come chiedeva l'ex di turno in maglia bianco-rossa, il pallone da Zanotti a Figlioi, poi ancora Robinson esce, attenzione, persa la partita a questo punto, possiamo dire, sulla tripla di Massenà, perché arriva il canestro da 3 punti di Massenà e c'è anche il fallo, il terzo personale di Casarin che dà il bonus, esce Casarin, entra Bramos. 6-2-7-9, dicevo, perso Watt nel tentativo di aiuto, perso Kane sulla difesa, ma non c'è stato bisogno, perché è arrivata la tripla di Massenà, è arrivato anche il fallo di Casarin e c'è il tiro libero supplementare che va a segno, e dunque 6-2, 8-0 più 18 addirittura per la Carpegna quando mancano 3 minuti e 16, anzi 3 minuti e 10 adesso al termine della partita. Bramos continua a difendere bene la squadra di Repesa, Day prova ad attaccare, Zanotti quasi gli porta via il pallone, ancora Day contro Zanotti, va su Austin Day, cerca un passaggio, palla persa, titoli di coda possiamo dirlo, perché anche il coach Walter Raffaele abbassa la testa e Pesaro ha tutto l'interesse a gestire, anche eventualmente a non prendersi il tiro, perché 18 punti a 2 minuti e 44 sono veramente un margine incolmabile. Pronto a rientrare Tonut, Massenà, c'è anche un contatto con Day, non c'è bisogno, c'è il canestro di Massenà e sono 20 adesso di vantaggio per Pesaro, 6-2-8-2, prima sconfitta stagionale possiamo dirlo per l'Umana Reyer, che perde dunque la vetta della classifica. Watt segna almeno questo gancio, bisogna cercare di rendere meno pesante il divario soprattutto a livello psicologico dopo l'imbarcata presa. Intanto c'è il recupero da parte di Cerella, ci prova l'Umana Reyer, diciamo che il carattere non manca e adesso c'è il time out per Pesaro. 6-6-8-2, dicevo come a livello psicologico sia importante limitare almeno il ritardo, visto che la partita ormai ha preso una piega verso le Marche, diciamo anche in quel di Belgrado. L'Umana Reyer aveva giocato un'ottima prima parte di partita, poi però nel secondo tempo aveva dilagato il Partizan. Qui chi sta dilagando è la Vittoria Libertas, se vogliamo chiamarla con il suo nome societario, la Carpegna Prosciutto per quel che riguarda la sponsorizzazione, ovvero Pesaro Basket, che ha chiamato il time out sul 6-6-8-2 dopo il recupero concretizzato da Bruno Cerella. Potremmo anche guardare le statistiche, ma sinceramente credo che le immagini del campo siano la cosa più significativa. È arrivato a 20 Massenà, 18 Filipovic, 11 Kane e 11 Figlioi per Pesaro. Per l'Umana Reyer ci sono 14 di Watt, 13 di Tonut, 11 di Fotu, con percentuali che non sono neanche così pessimi, 49% da 2, 26% da 3, ma è Pesaro che ha 62% da 2, 46% da 3 e 37 rimbalzi, 2 di più rispetto agli avversari. Insomma, vittoria per ora meritata da parte di Pesaro, dico per ora, anche se come ho detto in precedenza, se serviva un miracolo prima, ne serve uno multiplo adesso per cercare di portare a casa la partita. Intanto un altro recupero sulla pressione da parte dell'Umana Reyer, Tonut su Figlioi porta al nuovo recupero, meno 16. Repesa è in campo, deve stare attento a non farsi punire con un tecnico. De Nicolao, ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti di partita, ancora Andrea De Nicolao, penetra, scarica nelle mani di Ariel Figlioi, ancora un tentativo di recupero sulla pressione dell'Umana Reyer, scivola Robinson, recupera palla De Nicolao assieme a Tonut, Tonut per Cerella, poi Bramos, non si prende ancora una volta il tiro, l'Umana Reyer va con Andrea De Nicolao, la tripla sbagliata. Massenà, 100 secondi alla fine e vi daremo a questo punto solo il punteggio finale di una partita che l'Umana Reyer ha perso grazie al grande approccio di Pesaro nel secondo tempo, con percentuali al 70% da 3 punti, poi un po' demoralizzata l'Umana Reyer, un po' affaticata la squadra oro granata, non è riuscita a rimettere le mani sulla partita e arriva anche la tripla di Filipovic con il più 19, dicevamo più 20 il massimo vantaggio, 6-6-8-5 e ancora un errore in avvicinamento al ferro, proprio demoralizzata l'Umana Reyer in questo match.
e adesso ormai non pressa neanche più, o meglio abbozza un minimo di pressione, ma è chiaro che è la Carpegna Vittoria Libertas Pesaro ad espugnare il Tagliercio, il canestro credo sia di Kane ed è nuovo massimo margine 6-6, 8-7 più 21, il fallo subito da Andrea De Nicolao e il fallo è di Robinson che è il terzo fallo, 2 tiri liberi per De Nicolao. C'è un po' di delusione, anzi un po' tanta di delusione nella mia voce con il cambio dell'Umana Reyer, entra Casarin al posto di Watt. Poco conta a questo punto veramente quello che succede sul parquet, lo dobbiamo dire con, ripeto, molta amarezza, perché ormai la partita è da un bel po' che è nelle mani di Pesaro. Segna Andrea De Nicolao, sale a 7 punti personali, fa meno 20 per l'Umana Reyer, secondo libero di Andrea De Nicolao a segno. 6-8, 8-7, rientra in campo Tambone per Kane, prova il pressing a tutto campo, l'Umana Oro Granata ed ecco il fallo adesso anche di Andrea De Nicolao, e al bonus l'Umana Reyer, il secondo fallo di Andrea De Nicolao, c'erano 2 tiri liberi per Robinson. Secondo fallo di De Nicolao con appunto bonus speso e cambia veramente poco nell'economia di una vittoria della Carpegna Prosciutto. Ha meritato indubbiamente la squadra di Yasmin Repesa. Vediamo Robinson che sbaglia il tiro libero, ma comunque restano 19 punti di vantaggio per Pesaro, che tornano a 20 con l'1 su 2 di Robinson, 6-8, 8-8, 42 secondi da giocare con il possesso nelle mani di Stefano Tonut, il migliore per l'Umana Reyer questa sera, lo conferma anche con questo appoggio al tabellone per il meno 18, 7-0, 8-8, e Robinson a gestire, non può arrivare fino alla fine della partita. Cerca un altro recupero, l'Umana Reyer riesce in qualche maniera a mantenere possesso di palla la squadra ospite con Ariel Figlioi marcato da De Nicolao, l'accelerazione di Figlioi, palleggio dietro la schiena, assist, stoppata di Michael Bramos e 2 tiri liberi in arrivo per Filipovic a 15 secondi dalla fine della partita. Il fallo di Bramos è il primo, entra in campo Drell, entra in campo Calbini, entra in campo Basso, manca soltanto Serpilli per completare tutti i giocatori nella panchina di coach Repesa. Applausi per i protagonisti, e Filipovic invece è ancora in lunetta per incrementare il suo score. Le sue triple, quelle di Massenà, abbiamo detto, hanno ucciso la partita, o meglio incanalato la partita, poi uccisa da Pesaro nell'ultimo quarto. A segno il primo, di nuovo più 19 per la Carpegna Prosciutto, 22 punti personali per Filipovic, e l'ungherese fa 2 su 2 dalla lunetta, 70-90. Entra anche Serpilli proprio al posto di Filipovic, dunque nessun non entrato da una parte, solo D'Ercole per l'Umana Reyer, che ha l'ultimo possesso della partita, 7-0, 9-0 sul tabellone del Tagliercio. De Nicolao gioca a 2 con Cerella, palla per Tonut che accelera ancora, cerca il rovesciato, trova un altro bel canestro per la partita personale. Sono 17 i punti, sono 72 quelli dell'Umana Reyer, che perde 72-90 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. Dal Tagliercio per questa partita è tutto, grazie da Alberto Minazzi, al prossimo match degli Oro Granata.